Domani un giorno un po' particolare, con i colleghi a lavorare, le forbici o il coltello addirittura, e daremo inizio alla tosatura. È un avvenimento eccezionale, tutto l'anno ad aspettare. Non va muta oppure masticata la pecora sarda, anche tosata. La tosatura sotto la calura, dalla barbaccia fino alla gallura. Con la lana bianca o nera tipo asfalto, ci facciamo smanicate a collo alto, altrimenti poverina la pecora suda. E ora senza lana, tutta culi nuda, e nell'intervallo non ci manca nulla. Ci organizziamo una partita murra, che giochi divertenti che facciamo noi, brindando alla salute col vino di Gaboi. La tosatura sotto